Questo programma è offerto da Vulcanici Pod Club, oggi con noi Enzo Anastasio, Federico Luongo, dall'altra parte del tavolo Occhi di Ghiaccio, Daniele Ippolito. Posso partire con la sigla, maestro? Parti. Sigla. Allora, oggi è una puntata musicale dedicata a due musicisti i musicisti sono sempre quelle figure che stanno un po' qualche metro dietro, no? a chi canta, però sono quelli che poi mettono le condizioni a chi sta davanti di esprimere la loro musica. Quindi da appassionato di musica e di uno che comunque mi fa sempre piacere dare giustizia e rendere giustizia a chi fa musica, dedicare una puntata a due signori musicisti, un signore e mezzo. Lui è il mezzo. Come quelli di oggi. Oggi Federico Longo, che sta sempre qualche metro dietro, stamattina sta un metro avanti, insieme ad Enzo Anastasio. È una puntata che si parlerà di musica. Prevalentemente. Si farà. No, mi piace cominciare dalla questione del musicista che sta un metro indietro, perché noi ospitiamo, ma a parte ospitiamo, noi ospitiamo artisti, diciamo, che rispondono anche a un immaginario collettivo di il cantante, l'attore, che sono quelli che hanno i primi piani sulle locandine, i primi piani su le copertine degli album, eccetera, eccetera. Voi invece avete fatto proprio a priori una scelta diversa, una scelta di un altro tipo di piazzamento all'interno di questo fantastico mondo dello spettacolo. In questo senso, qual è la percentuale di ego in questa cosa? Grandissima domanda del nostro Freschi. Io premetto che sono emozionatissimo perché, stando ormai da stagioni di Vulcanici un metro lì, è molto strano stare qui. Tu hai sognato per anni. Ho sognato di fare questo finalmente è arrivato. Scrivania con pelle umana. Dovrei controllare i numeri, però secondo me ci sono più puntate dove hai partecipato tu a Vulcanici che io e Frischi. È molto probabile. Sono puntate dove io non presenziavo per febbre. Diciamo che poi la genesi del mio essere qui viene da una storia pregressa di Vulcanici incredibile. Cioè il fatto di essere stato nella primissima stagione di Vulcanici
dietro a vari artisti diversi e non in veste ufficiale, che ha fatto sì che noi diventassimo poi, diciamo, amici, conoscenti, fratelli. Fratelli, compagni di Quindi questo meraviglioso viaggio. Quindi questa è una puntata che è palese, che è un raccomandato. Esatto, esatto. No, però detto ciò, insomma, andando avanti, sono felicissimo di stare con, ecco, un mio fratello, questa Poi dopo espressione, chiariremo anche questo sono dei punto. fratelli. Io devo arrivare questo giorno, devo parlare con la mamma e il papà di Con i Federico fratelli, come per capire un poco questa storia di quanti fratelli tu hai in giro per il mondo. Esatto. Però Alessandro ha posto una bella domanda. Secondo me la scelta di fare questo lavoro implica un egocentrismo che non deve mai sfociare nel narcisismo, probabilmente. Ok? Quindi nel senso, Quello di stare a servizio di. a servizio di, ma comunque Con personalità, con comunque, personalità, con una esatto, presenza. dando per scontato il fatto che tu puoi essere lì, quindi anche un metro dietro su un palco, ma sei su un palco. A me è capitato di starci davanti a 20, davanti a 10, davanti a 50.000, è successo anche questo. E tra l'altro, apro e chiudo parentesi, è molto più difficile suonare con 10 persone davanti. Che là c'è l'imbarazzo. Ce l'hai là proprio davanti con Come l'asilo nel che club, ti guarda, no? no? L'imbarazzo, sì. E così, che delle volte il palco è una bella È una una bella barriera, difesa, è una barriera. corazza Esatto, interessante. esatto. Però diciamo che la cosa importante è che, secondo me, forse con la consapevolezza, col crescere, con la maturità, è che questo ego viene trasformato, viene diciamo, ti viene in aiuto, e man mano che suoni fa parte di un circuito, cioè non è più tuo e lo dai agli altri e ti leghi a tutti quanti. Soprattutto se poi l'artista di riferimento che stai accompagnando in quel momento per te come dire, ti dà uno stimolo, e in base ad ogni artista poi noi probabilmente plasmiamo il nostro modo di essere, e quell'artista ti tira fuori una parte che non sapevi di avere e ti aiuta. Cioè, questa è una cosa che io ho notato, cioè, siccome mi capita di accompagnare diversi artisti, c'è quell'artista che ti tira fuori quell'aspetto che magari non sapevi di avere e ti aiuta. Chiaro, è comunque sempre un dialogo, Sì, diciamo. e quindi il palco è un momento di crescita, c'è poco da fare, ogni volta è diverso. Enzo, ascoltando questo pezzo di apertura che si chiama Ovik Street, Ovik sì. Street. Dico street, però con street scritto a strada. Come diciamo. strada, come esatto, strada. sì. Sai, mi è parso un attimo di vivere, non so, una colonna sonora dei film di Massimo Troisi, Sì. quei film napoletani dell'epoca. In realtà poi, insomma, un po' ovviamente mi sono ispirato, no, a quelle che sono le colonne sonore. Quindi ci ho beccato. Sì. Ok, vabbè, mi fa Ma piacere. oltretutto poi siamo, dico, credo un po' tutti, no? Siamo cresciuti con i film di Massimo Troisi, quindi con la musica di Pino Daniele. Poi sicuramente questo è con- un pezzo che oggi Massimo Troisi avrebbe ascoltato per per un suo film. Sì, comunque, sì, ovviamente Immaginiamocelo, sogniamoci. insomma, il suono, insomma, l'avevo già immaginato proprio da strada, ecco, quindi dai vicoli che frequentavo da ragazzo, no? Quindi, insomma, un Perché po' tu tutte sei le di Napoli, sonorità. Napoli? Napoli, sì, Napoli, zona Doganella, aeroporto. Ok. Quindi, insomma, da ragazzino ovviamente frequentavo anche io con Non gli frequenti più amici, questo vicoletti. imperfetto, perché Frequentavo perché da qualche anno mi sono trasferito, abito a Caserta, quindi insomma non c'è più quella realtà. Parecchi ecco, cadono in questo errore, però. Che da Napoli si inciampano a Caserta. Inciampano a Caserta e restano là. perché Mai insegno a capito questo Caserta, fenomeno, quindi però. insomma ogni volta fare Napoli-Caserta diventava come fare Napoli-Firenze, quindi Tengo a insomma, precisare che io pure ho vissuto a Caserta per motivi di lavoro per anni, tanti amici casertani, quindi Tra l'altro, molti ci seguono da Caserta, quindi baci a diciamo Caserta. non assolutamente. Era giusto una battuta. Una domanda che voglio fare a tutti e due. Quindi mi risponde prima uno e poi l'altro. Decidete voi chi parte per primo. Ma mi fa paura la questo, no? musica e l'amicizia. C'è un limite? Ci sono dei A conferenza. ci sarà una deadline che la possiamo chiamare a conferenza, e si innescano poi perché la musica è aggregazione, no? Secondo me è uno dei momenti dove la gente si riconosce di più. Poi voi musicisti avete il linguaggio, cioè che vi guardate in faccia e dite, vabbè, chi sei is, oppure chi sei, come dite voi, a doa, ecco.
Quindi c'è un limite, cioè nel senso entra poi in gioco quella cosa e dice no, però mo si fa una cosa più a me, poi la già fa... avete capito quello che volevo dire? Cioè, voglio dire, mi sono stato Vai, chiaro. Enzuccio, vai, parti. È un po' come un gioco di squadra, no? Quindi insomma quando poi c'è affinità non diventa mai, ecco, una competizione. In generale la musica non è mai una competizione, però insomma io e Federico, oltre ad aver suonato insieme in tantissimi contesti, abbiamo anche scritto delle cose insieme, quindi poi quando si inizia anche a scrivere significa che c'è sta veramente una sacca conferenza e quindi insomma significa che ci sono proprio delle affinità che vanno oltre l'aspetto insomma musicale sul palco, quindi l'empatia, ci sono delle emozioni, dei momenti, insomma delle storie, insomma dei momenti vissuti insieme che poi ecco si vanno un attimo poi a trasferire su carta, no? In questo caso Io penso che tutto parte dal presupposto che la musica non è un lavoro e basta, cioè nel senso implica per forza. però la musica è un lavoro. È un lavoro, ma non è uno dei tanti lavori. Cioè, c'è una cosa, c'è una componente che è fondamentale. Implica un'enorme empatia nell'altro, una sensibilità e un coinvolgimento che non è meccanico e basta. Quindi questa cosa, difatti, nel momento in cui si sceglie di farlo con altre persone, anche quando sei in orchestra e lavori un solo giorno, no? La musica ti permette, non è come andare in ufficio e fare un attimo, mi fai una pratica e non lasci niente. C'è sempre uno scambio, ma uno scambio reale, cioè si mettono in gioco oltre Stai sottovalutando la poesia delle pratiche, però. Esattamente, lo stato di cioè, famiglia, viva il CAF. Però voglio dire, ed ecco che poi quando si empatizza così, si compenetra l'altra persona, la cosa avviene ad uno stadio superiore. Ecco perché poi si hanno, che so, Pat Metini, Lyle Mills, si hanno Mogol e Battisti, prima di scrivere si viaggiare, si hanno fatto un viaggio in mezzo Italia in coppa cavallo, cioè voglio dire. Questa cosa non è che tu dici... Che tenevano utraina rete, che facevano quella, arrivavano là... Ma sarà pure, però capisci che è posta la condizione su un altro, c'è un altro processo, quindi la persona entra a piè pari nella faccenda. Quindi se io voglio bene ad Enzo, e oggi ragazzi mi costa molto essere serio con lui vicino, perché cioè si Totò e Peppino, cioè che sia chiaro, io sto cercando di contenermi, però voglio dire potremmo andare oltre, però voglio dire questa cosa, se tu vuoi bene a una persona si sente. Lo avverti, cioè la musica non dice bugie, sotto questo non mente. E noi abbiamo una chat, io, Graziano e Federico, che si chiama Il nostro amico UFO. Che significa stare il nostro amico UFO? Perché per me, io ho dei dubbi che Federico sia un essere umano. Io penso che in Federico c'è un UFO che si nasconde. Perché lui riesce a stare in 100 progetti musicali contemporaneamente, ma solo per fare qualche nome, Finizio, D'Angelo, Sarnelli, le cose che fa con voi, Ultimo Sal, poi c'ha i vari gruppetti così di Spillenzia, cioè io dico, io e Graziano, no? A un certo punto apriamo scrolliamo. Tra un viaggio e l'altro fa dei turni di registrazione in macchina, sì. anche C'è il kit portatile per fare le produzioni. Poi fa lezioni in videochiamata. Allora a un certo punto io e Graziano noi ci mandiamo, scrollando i nostri social, vediamo Federico nella stessa giornata che ha suonato una parte, il pomeriggio un'altra, era un'altra. Allora Graziano mi manda la scroll, la screenshot, dice ma come fai? Cioè che ti è mai capitato che vai a suonare una parte e magari l'attacca in altro gruppo? È successo una volta questa cosa, adesso ci sono l'iPad con le parti, noi stampavamo, siamo avvicinate il microfono. Sembriamo giovanissimi, ma in realtà non lo siamo dei diversamente giovani. Quando collezionavi le schede telefoniche, esatto, e io avevo le parti. Una volta mi ricordo in un concerto, presi il plico delle partiture, era un altro spettacolo proprio, e poi me ne sono uscito, però insomma, anche perché lui nella vita poi mentre fa una cosa sta pensando già un'altra. No, io gli ho dato anche un altro nome, perché poi abbiamo avuto il piacere di fare altri lavori al di là di Vulcanici insieme. Lui è un po' come Mr. Wolf, no? Sì, risolve i problemi. Che risolve i problemi. Io una volta questa cosa la devo raccontare.
stavamo registrando un docufilm anche insieme con Freschi e con Carmine Salcino. Dovevamo registrare, questa cosa la dovete sentire. Dovevamo registrare un film un docufilm dove in questa location doveva esserci un pianoforte accordato, perché c'era un musicista, un pianista e una cantante che dovevano cantare. Io preventivamente avevo detto al produttore del film, al protagonista del film, ma guarda, ma andiamo là, ma il pianoforte è accordato? No, mi hanno detto che è accordato. Arriviamo sul posto, il pianoforte era puntualmente non accordato. E mo come facciamo? Come non facciamo? Presi dalla disperazione, perché era tutto pronto, le luci, cose. Ad Alessandro gli viene l'idea, ma chiamiamo Federico. Mi appare Chiamiamo bravissimo. Federico. Mo era il mese di maggio, giugno, non mi ricordo, mi sembra maggio. Sì, era Dissi, ma Alessandro, ma chiappiamo a Federico, perché praticamente Federico adesso starà suonando, starà a qualche parte. Vabbè, proviamo. Però preso dalla disperazione lo chiamo, io gli disco così al telefono. Sì, ma tu trovasse a Napoli con una chitarra classica per caso? Dissi, ma perché così? No, perché così, sto in difficoltà. Dammi 15 minuti e arrivo. 14 minuti dopo. Si sbagliò, perché furono 13 minuti e mezzo, ma lui partiva da Torre Annunziata e noi stavamo nel pieno centro di Napoli. Venne e suonò e risolve il problema. Così. Mr. Wolf. È così. Ok, adesso Federico, prima abbiamo sentito un pezzo di Enzo, che lo sta chiamando pure qualcuno adesso tocca a te. È un pezzo che fai da solo? Che Sì, faccio da solo. E che ci sì. fai sentire? E che ci Permettimi. Una cosa che ti squaglia e Pomarola dente bene. Che mi fa è una sentire cosa proprio tua, all'attore. è una cosa Magari una cosa di Bonacura Cioffi. Quindi andiamo nel... Perché noi a noi sapete che sono i gatti di notte. I gatti si dritti. Siccome a noi ci piace tutto e si cerca di fare tutto, io non posso dimenticare la nostra tradizione. Assolutamente. E quindi io faccio Parte tutto da lì. tutto da lì. Cosa? Vi faccio sentire Esatto. vi faccio sentire Scalinatella, che ho fatto in una versione che canta la mia amica bravissima Floriana Cangiano. Una vulcanica Una anche vulcanica lei, anche certo. lei. E questa è una versione da solo. Vai. Quando si parla di auto e affidabilità c'è solo un nome. Qui trovi professionalità, offerte vantaggiose e la certezza di avere sempre la soluzione giusta per te. Picano, la mia scelta, la tua strada.
Cerchi un fornitore di energia con offerte imperdibili? Che ti dia la possibilità di acquistare prodotti green senza mai rinunciare alla qualità? E con servizio cliente efficiente ed affidabile? Io quel fornitore l'ho trovato ed è Union Gas e Luce. E grazie all'app puoi gestire le tue utenze in totale autonomia, perché Union non ti lascia mai solo. Voglio. Mo stiamo un po' esagerando, eh? Non ero mai stato dentro un sassofono, cioè praticamente sto a una distanza. Sì. Il suono del sassofono è magia. Scusami, questo che cos'è? Un soprano? Questo è un sax contralto. Ah, un sax contralto. alto. Il soprano è quello più grave, il questo è il soprano. Poi c'è il tenore che è Quello là più leggermente grosso. più grande del contralto. C'è il baritono, il sax basso, insomma. Tu c'hai anche quello là elettrico. L'EWI, sì, EWI. Sax in realtà è un controller, puoi utilizzare qualsiasi suono da un dispositivo. Ecco, questo è un altro aspetto, per esempio, dei musicisti che a me mi fa impazzire, che mi diverte tantissimo. C'è questo fatto che all'improvviso la mattina scendi di casa che devi fare tutt'altro, poi ti trovi nel negozio che vende strumenti E non fare più la vacanza. Esatto. e magari poi saltano la puntualità dei pagamenti delle bollette, delle cose. È più è difficile da gestire questo magnetismo dello strumento che ti chiama. Sai che poi insomma c'è sempre ormai questo gioco, no? Si dice che solitamente se un giorno non dovessi esserci più, mia moglie potrebbe vendere insomma gli strumenti al 10% di quello che in realtà sono stati pagati, no? Perché uno magari, infatti a mia moglie ho detto qualsiasi cosa chiama Federico Lungo, mi sa come fare. Sì, in realtà è così. Noi siamo, posso dire, siamo un po' malati degli strumenti. Bambini. È un po' come andare all'Edellandia, entri e corri da una parte, da una giostra C'ho all'altra. questo problema in famiglia da qualche tempo, quindi so di cosa parlate. Perché vi vedo, cioè io vedo gli occhi proprio, no? Cioè, che uno vede... C'è solo questo piccolo problema dei soldi, cioè capito che questa piccola cosa che fatto ci che divide costano tra noi e gli strumenti. Quanto è importante rendersi indispensabili, cioè mettersi nelle condizioni che
una band, un artista deve scegliere voi per quel suono, per quella cosa? È più importante questa o la disciplina, i codici, l'educazione, il saper stare tra le persone? Vabbè, dipende credo anche un po' dal genere, no? Perché se sei un orchestrale, se suoni in orchestra, insomma, ovviamente devi saper svolgere quel compito, no? Devi leggere uno spartito, devi leggere insomma bene, devi eseguire perfettamente alla lettera. Quando ovviamente poi fai altri generi musicali, magari che non insomma si allontanano un po' dalla musica classica, diventa ovviamente, cioè il discorso è molto più ampio, perché parliamo di musica leggera, no? È chiaro che ovviamente poi il mio strumento, a differenza ecco, di uno strumento come la chitarra, che deve avere una educazione musicale per accompagnare giusta, insomma, il mio strumento ancora di più, perché io in realtà poi sono lo stesso strumento di una voce, cioè facciamo tra virgolette lo stesso lavoro, Sì, quindi chiaro. ovviamente Infatti tu adesso Lately l'hai cantata, no? sì, ecco, in questo caso stavo eseguendo il tema del brano e quindi ovviamente è chiaro che se ci fosse stato un cantante avrei dovuto fare proprio un altro tipo di lavoro, avrei dovuto Essere da ricamare supporto. essere intorno di alla supporto, voce. ecco, Supporto, quindi magari chiaro. fare il background, oppure insomma fare dei fraseggi di risposta nei suoi respiri, anche per aiutarlo, per sostenerlo, o insomma come poi si dice nel gergo il famoso assolo, no? Insomma nella parte finale, l'intro. Sax era padrone degli assoli negli anni '80, non c'era un pezzo Sì. americano dove non c'era Carles Esatto. Whisper ha fatto Why Cure. ma non come Carly Swiss, ma in tutti Whitney Houston c'era l'assolo Purtroppo di si sax vedono sempre di meno i sassofoni. Andrea Sannino come l'ha Vabbè, però l'ha recuperato in Andrea- coda a Partenope. Andrea Sannino e Mauro Spenillo, voglio dire, poi in questo È vero, con è Via vero. Partenope lo hanno un po' È vero. rispolverata questa. Anche con il brano precedente che era 1985, c'è anche lì che E poi anche il grande Spielberg, Jerry no? Bobo, Poi l'ultimo- Spielberg, l'ultimo, sì, che poi hai curato tu tutta la parte Sì, il videoclip. video, bellissimo. Grazie. Federico, invece adesso tu cosa ci fai ascoltare di tuo? Allora, praticamente Di tuo o sempre un... qui entra in gioco anche Enzo, perché noi abbiamo fatto un disco durante la pandemia, ci annoiavamo, lo stavamo facendo così, no? tutti, non solo voi. Ho detto, cosa facciamo? No, la cosa bella, io dico sempre, la musica ci regalerà a tutti una vecchiaia meravigliosa, perché chi ha fame si sente, io sono uno studente professionista, cioè proprio la mia professione è essere studente, studio sempre perché so di non sapere, vabbè. E quindi per me sarà una vecchiaia meravigliosa, quindi non ci annoieremo mai in realtà, quindi in pandemia per me è stato un momento, al di là del momento buio, Pure per me è stato ho spolverato condivido- i libri, ho letto di tutto, mi sono divertito, e quindi con Enzo abbiamo deciso di fare questo disco che si chiama Do You Groove Volume 1, missato dal buon Graziano Donadona, con ospiti illustri, con il basso di Diego Imparato, con un brano suonato da Claudio Sannino, dove abbiamo chiamato tanti batteristi, ma batteristi meravigliosi come Joel Rosenblatt degli Spyro Gyra, Lele Melotti, Cioè, Michael Becker, grande Michael Becker, che è stato probabilmente l'ultimo brano che ha fatto. Cioè Cristiano Michalizzi, Insomma, insomma, abbiamo tutti. visto a Sanremo, E abbiamo fatto questo brano che si chiama Morning Mist, che vi facciamo sentire che adesso. era suonato Da insomma, Vittorio Riva. alla Ok, batteria. quindi Morning Mist.
grazie al Covid, voglio dire, Esatto, ci troviamo questo brano. Senti, Enzo, io volevo chiederti una cosa a te. È da poco scomparso, diciamo, il nostro sassofonista cittadino più emblematico, Il no? grande James. Il grande James Sinise. Che influenza ha avuto ascoltare James Sinise nella tua gioventù, quando ti sei approcciato al sax? Ma io credo, cioè, non credo, è così, è confermato. James è stato, insomma, il suono che mi ha fatto avvicinare al sax. Ah, è stato lui? Sì, James, in realtà sono stati due i suoni e gli strumenti, proprio un sax tenore e un sax soprano. James, per quanto riguarda il sax tenore, ovviamente, essendo amante di Pino Daniele, il suono di James, ma seguivo James già dai Napoli Centrale, da ragazzino, quindi ero innamoratissimo del suono di James, ecco, anche nel film No grazie, il caffè mi rende nervoso. particolarmente Quel suono, insomma, ecco, poi quello era il periodo di James, che amava tantissimo e studiava tanto Coltrane, quindi insomma aveva dei fraseggi che veramente mi facevano impazzire, e quindi per me è stato fondamentale insomma, l'insegnamento che ha lasciato James a tutti i sassofonisti, ma credo sta là. esatto, credo in realtà a tutti i musicisti, tutti quelli che riescono, ecco, come uno strumento a fiato ad ottenere un timbro, una sonorità diversa, no? Come il timbro della nostra voce, l'identità del suono, cioè il riconoscere il suono di James da qualsiasi disco, Ma senza leggere la io mi copertina. ricordo, io sono un po' più grande di voi, quindi ho visto penso di aver visto qualche concerto di Pino Daniele in più. Io mi ricordo che la gente a Notte che se ne va, noi cantavamo l'assolo Certo. di James Sinise, cioè invece di cantare il testo, quando attaccava l'assolo noi È il pezzo nel pezzo. cantavamo l'assolo, Certo. l'assolo di James, perché era una cosa... È un suono incredibile, cioè nel senso ha una delle sonorità più belle che io abbia mai ascoltato da ragazzino. E poi insomma la conferma l'ho avuta, ho deciso poi di studiare il sax quando, ecco, a casa mia era obbligatorio vedere Sanremo ogni anno, insomma, c'è ancora questa non è l'unica casa. quindi praticamente rimasi folgorato durante il brano di Patti Bravo e Dimmi che non vuoi morire, insomma c'era un solo di sax soprano che poi era il sassofonista di Vasco, no? Di Vasco Pezzo Rossi, scritto pure da Vasco, e quindi insomma dissi è quello lo strumento che voglio suonare. In quel periodo stavo suonando la tromba in banda, suonavo nella banda dei Salesiani, però quando suonavo, insomma, mi gonfiavo come Dizzy Gillespie e mia mamma disse al maestro no, questo strumento non va bene per mio figlio, diamogli un altro strumento. Come il nostro amico Gianfranco, no? Pure lui fa Esatto, sì, Gianfranco Campagnoli. E salutiamo. quindi, che salutiamo. Niente, quindi ti dicevo, James ha lasciato una grandissima eredità, il suono. Questa cosa poi magari passo ad Alessandro la prossima domanda. Voi vi ricordate il discorso dei musicisti, no? Che state dietro le quinte, che comunque quel metro indietro. Però se voi vedete i primi dischi di Pino Daniele, fino a, penso, Bella Ambriana, se non pure quello dopo, che lui sulla copertina c'era sopra la fascia sopra in alto, sotto in basso con tutti i nomi dei musicisti Sì. che li metteva in copertina. Perché lui si sentiva anche musicista. No, lui era un musicista che no, amava quello cantare, dico. però lui era un musicista. Però la giustizia Sì. che dava ai musicisti, anche perché poi là erano tutti brutti ceffi, James Senese, avevano Tony Esposito che li salvava. Tony Esposito che era magari quello là più era il più bello, pagato. no? Però questa cosa di avere i nomi dei musicisti sulla copertina insieme a lui era una cosa che penso che io sono un collezionista di vinili, Sì, lo sapete, però non mi ricordo che succede in altre cose, in altri... Ma infatti io la cosa che mi sento di dirti è che io devo ringraziare per questa diciamo attenzione a questa puntata speciale, diciamo così, ma al di là dell'amicizia che No, ci Fedele, lega. era un modo per ripagarti, io non ti ho mai dato un euro, Esatto, quindi voglio dire... che si sappia. No, però voglio dire, la cosa bella è questa, e Una secondo me giustizia alla categoria. esatto. No, perché Tanto poi taglieranno tutto, non esatto, manderanno perché nulla. siamo però è importante perché questa è una sorta di servizio che si fa, sai perché? Perché noi come musicisti, noi siamo adesso dei simboli di una comunità molto estesa e ci conosciamo tutti in tutta Italia, in tutto il mondo, c'è una connessione incredibile, perché? Perché c'è una condivisione di sacrificio e di
importante, cioè quando un musicista riconosce un altro musicista sa quello che l'altro ha passato. Qual è stato il percorso per Esatto, arrivare e lì? quindi c'è un'empatia al di là di tutte le competizioni che sono giuste, gelosia, normali, sono tutte normali, fanno parte di qualsiasi lavoro. Però quindi questa cosa magari può incuriosire perché la gente non sa che c'è un mondo di aneddoti ancora più simpatici dei loro idoli, i loro beniamini. Noi siamo custodi nei camerini di tante cose. Ognuno di noi ha avuto collaborazioni, diciamo, tra virgolette, più o meno illustri. Sarebbe interessante, cioè ci sarebbe da parlare, sarebbe molto divertente. Non al limite del no, si è illuminato. Occhi di ghiaccio. Mi sto spaventando. No, vabbè, ma gli aneddoti... No, perché tu sei tra l'altro un contenitore di aneddoti importantissimi. Poi ce ne entrano parecchi. Matriosca. Ne parliamo. Siamo arrivati alla quasi conclusione di questa bellissima puntata di Vulcanici Pod Club. Io sono contento, tu occhi di ghiaccio? No, sono come- contentissimo. Poi voglio dire, siamo riusciti in contesti molto più difficili a far suonare insieme. Qua voglio dire, a far cantare e suonare insieme cantanti. Qua invece è una cosa che, voglio dire, viene di default. Che è all'ordine del giorno, cioè quasi ce lo chiedevano loro se noi non lo chiedevamo. Allora presentiamo i maestri, presentiamo Federico Luongo, Enzo Anastasio, Graziano Donadona, Claudio Sannino, Diego Imparato. Che ensemble che ci siamo meritati, non lo so, però il fatto sta che stanno qui oggi. Ci hanno onorato della loro È andata presenza. così. Poi ringraziamo Carmine Salcino alle camere insieme a Gianluca Russo, Giuseppe Cirillo alla regia audio. E che dire, ragazzi, oggi è una puntata di grande musica. In realtà volevo anche io dire una cosa, siamo noi che ringraziamo voi Esatto. per averci dato uno spazio, insomma, e per dare spazio anche a dei progetti strumentali, cosa molto rara. Sarà che tu, insomma, quando sei nato, tuo padre praticamente ti ha messo direttamente in mezzo all'orchestra in un teatro e quindi sei di parte. No, io devo la mia passione alla musica non tanto a mio padre ma a mio fratello, che ha 10 anni più di me e quindi ascoltava musica sempre. Io passivamente ascoltavo la musica sua e quindi poi ho ascoltato la mia. E quindi devo a lui la passione della musica, non tanto a mio padre. A mio padre devo altro, però alla musica particolarmente a mio fratello. Ragazzi, io non posso fare altro che ringraziarvi. Grazie a voi. Cosa ci fate ascoltare? Anche se questo è un pezzo che non ha bisogno neanche di presentazione, però va sempre giusto onorare chi ha scritto dei capolavori come questo. Abbiamo aperto con un brano che ricordava un po' le sonorità di Massimo Troisi, non possiamo chiudere con un brano di Pino Daniele, quindi anche un omaggio al grande James Senese, anche se in questo brano James non ha suonato. Insomma, Ne approfitterei per ricordare comunque, se permettete, anche due persone importanti, perché oltre vedi grandi nomi che vengono ci lasciano, ci sono anche dei nomi della retroguardia molto importanti. Mi piacerebbe ricordare Guido Russo e Tony Miele, che sono due musicisti nostri scomparsi da poco, a cui tutti noi siamo legati. Come è giusto che sia. Ok. Vulcanici Pod Club, alla prossima.
Questo programma è stato offerto da